Lo slogan è semplice ma efficace: io scelgo perché gli altri siamo noi, e i protagonisti sono Nicola, Arianna, Michael, infermieri all'ULSS 4. Nei giorni scorsi, alla presenza del direttore generale Mauro Filippi, del coordinatore del corso di laurea Elsa Labelli e dei protagonisti della novità, è stata presentata la nuova campagna di comunicazione per il corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, che ha sede a Portogruaro. L'intento è quello di rinnovare, promuovere e sensibilizzare i giovani e coloro che hanno già iniziato percorsi di studio o lavoro che non rispondono alle loro aspettative di intraprendere gli studi per questa professione. Per il 55-60% sono studenti provenienti dal nostro territorio, ma abbiamo anche studenti al primo anno che provengono dalle zone del Trevigiano e del Mestrino e anche da altre regioni per un 15%, molti studenti negli ultimi anni, anche di persone regolari, ma che provengono anche da altre nazioni, quindi albanesi, rumeni, piuttosto che argentini, peruviani. Quindi chi ha i titoli, i requisiti per l'ammissibilità all'università, la varietà e l'eterogeneità è piuttosto presente. Gli direi che è una professione che può dare tante soddisfazioni, è una professione che comunque grazie all'ampio ventaglio che offre, si può lavorare alla sala operatoria, all'emergenza 118, sono comunque lavori diversi e quindi ognuno ha la possibilità di trovare un qualcosa che può piacergli e renderlo appunto soddisfatto, e questo in questa professione secondo me è un gran vantaggio, cioè non devi scegliere per forza solo tra X e Y, ma puoi andare da A fino a Z con B, C, D e via discorrendo all'interno. Una professione che garantisce impiego e continuità dunque. Ancora prima che gli studenti si laureino, e di solito per la metà di novembre sono laureati, gli studenti laureandi del terzo anno hanno un'occupazione che è richiesta ancora prima che si laureino. Il mondo, il contesto in cui possono andare a lavorare sono sicuramente gli ospedali, ma non solo, quindi anche le case di riposo, residenze sanitarie, ospedali di comunità, e in questi ultimi anni ho ricevuto anche richieste di portare a conoscenza della necessità di essere assunti anche da parte di carceri piuttosto che liberi professionisti, studi medici, poliambulatori o anche navi da crociera dove ci sono anche i medici e gli infermieri che operano. Quindi immediatamente assumibili. Nel tempo una settimana che l'ordine professionale li iscrivi e quindi li riconosca l'esercizio di abilitazione alla professione, sono immediatamente inseribili nel mercato del lavoro. Una professione che sarà sempre più richiesta nel mondo della sanità, insostituibile, offre un contratto stabile e duraturo, dà enormi soddisfazioni e possibilità di carriera. Oggi fare l'infermiere significa operare a 360 gradi in ospedale con svariate responsabilità nel territorio, ma anche a domicilio, nella prevenzione, nell'organizzazione e direzione dei servizi in un'ampia gamma di strutture sanitarie. Ultima, ma non ultima, la soddisfazione di essere di aiuto agli altri nei momenti più delicati. Quando capita, succede di magari far stare meglio una persona che sta soffrendo o addirittura salvarle la vita, è una soddisfazione che non tutte le professioni possono offrire, ed è veramente qualcosa che è difficile anche solo descrivere la sensazione che uno può provare, che provi quando hai salvato qualcuno, mi emoziona un po', ecco.